Eccomi qua che annaffio il Gloria, che la vedo ieri torna a finire. Ma guardati che razza di spilongona che sei diventata. Un fiore in mezzo a sto giardino. Saudemo. Un saluto a tutti quanti, a quelli da Rio e a quelli davanti. Un saluto sconfinato anche a quelli che sei del lato, perché sempre qui davanti. Ascoltami. Pensate, pare ieri che ieri mostro il studio. Ieri in mezzo alla strada. Ero realmente in mezzo alla strada. Invece siamo in mezzo a un giardino. Un giardino a respirare Ma l'aria ti pulita. chiscito? Te che hai una faccia da nano. Sì, so bronzolo. E mi so puertolo. Che carini. E dite sì la nostra. Bianca Nevele. Gloria Neve. Gloria Neve. Vabbè, come il temone. Ascolta un attimo. Come sono state le tue vacanze? Sì, cosa che ti ho fatto? Cosa che hai fatto? Contaci. Ho lavorato. Altri veneti avevano sto problema. Esatto. Sempre io lavoro. Ascoltami, però Vi un siete mancati. fiade ferite che fate perché ti vedo bella sbronzata, tutta quanta. A me pare nera come un petrolotto. Guarda qua che Grazie, mi siete mancati e mi sono mancati soprattutto i vostri complimenti, Ma ragazzi. dai, Sono contenta di essere qui anche quest'anno con voi, maledetti cancari. Ma andiamo avanti perché una nuova edizione di Fregoe Venete sta per iniziare oggi. Te che hai ragione, Che avevo tante novità, ma anche tante robe che a gente che piace. Una cosa che assolutamente i nostri cari telespettatori desideravano sapere qual era le nostre Fregoe quotidiane. Get real with the fever on the dance floor. Get real with the fever on the dance floor. Proprio delle belle freghe. anno nuovo, stacchetto nuovo. Te piace sti ragazzi qua? Sono molto yo. Sai chi sono? Chi sono? Sei dei tu di chi ha perso che ha perso i genitori. Ora sei per la mamma di Ado. Adesso mamma di Ado. Sei per la mamma. Ti conosci per la mamma di Ado? Per la mamma di Ada, come No, no? ni conosco, Per la mamma di Ado. E che avremo presto ospiti qua in modo da presentarli come, dato che ne accompagnerà per tutto quanto questo anno insieme, allora li presenteremo a tutti quanti. Altri nanetti che arriveranno. E andiamo a trovarci. con la Fregoe quotidiana. La notizia del giorno sto una ma buona e concreta. Allora, una notizia che ci arriva da dove? Dall'Inghilterra. Fai vedere l'Inghilterra. L'Inghilterra? Come si fa a vedere l'Inghilterra? Fai un attimino la faccia da inglese. Faccio il saluto da regina. Da Queen Lady. Oh, bene. Allora, perché dall'Inghilterra? Perché? Perché siamo anche a Solsa. Telly? Fai vedere Veneto Sat Sky 893. Per cui mi vede anche. Allora, questa notizia recita 7 mesi per trovare l'auto parcheggiata. Però con calma, pianino. Il fatto se capita in Inghilterra, ma potrebbe capitare anche qua da noi altri. Un signore inglese corra quanta Teresina intorno, ma tanta, sberdare Teresina, e che impiega ben 7 anni prima di ritrovare la sua macchina. L'uomo, effettivamente un attimino più distratto del normale, non si ricordava più dove che aveva posteggiare o parcheggiare la macchina. E così che gira per giorni e giorni, per settimane e settimane, per mesi e mesi, per anni, dei balconi, chilometri e chilometri, alla ricerca disperata della sua auto. Più che parcheggiata, era porcheggiata, perché ha tirato tanti dei porchi prima di catarla. Però alla fine, quando ormai aveva perso tutte quante speranze, ha ritrovato davanti casa di un suo amico. E ora che si torna in mente, miseria, ecco dove che aveva sa parcheggiare la sera che aveva fatto una imbriaco, spolpio, non si aveva sentito tornare a casa in macchina, torna a casa. Perché come dice il regolamento dice che non bisogna andare
a casa imbriaghi. Sporchi, mai ecco. guidare Quindi, imbriaghi. una storia a lieto giustamente. fine. Bene, se non dai. fosse il costo del parcheggio che alla fine che dovevo pagare è veramente un smerdaro de skate, molto più del valore della macchina. Cioè, Parcheggio, 7 mesi porcheggio di in questo caso, porchi. si vai accattava, così. Molto meglio se non accattava più, al manco che avrei a sparagnarmi, dico. Anche Massa. Cosa dici te? Anche Massa. Perché c'è un Anche altro Massa. problema, da Cosa? parte notizia, Sì. che non so voi altri, ma mi se 3 giorni che cerco di andare in bagno. Lascia qua, stare, ma cosa è successo? Anche tipo a Ma truccarsi, come no? E sempre trovo sarà. È sempre occupato. trovo chiuso. Ma come Occupato. mai? Ma scusa, ma Allora che ho chiesto al nostro regista di piazzare una telecamera nintel bagno per vedere che esiste Nintel bagno? Nintel bagno. che gara sarà dentro. Allora, Quindi se siamo d'accordo, lanciamo il se colleghiamo e come? Il collegamento con il collegato. bagno. Ecco Allora, ci colleghiamo col bagno, vediamo se il bagno arriva. Vedi, chiuso. Chi è? Chi sei Chi è? No, Chi ma sei? è lui. Chi sei tu qua? Chi sei? Oh! Ciao, ma Ruvo! è che è una Ma faccia cosa fa? conosciuta tu qua. Ma chi è? Occupato? Ah. Occupato cosa? Occupato perché occupato? Ciao, Sì, scusa. ma no, occupato in senso politico. Ha occupato! Lei è il nano global questo qua. Nano è il nano global ruvolo. Ma per cosa che occupa il bagno? Scusami. Non sarà un motivo. Non era più niente da occupare, Iga occupa tutto. Sono sì? andato a fine agenzia immobiliare. E ora? E ora? E ora, Posa è un posto che ispira, Sì. Ma Ruvolo, per Scusa, ma favore. non posso avere i fatti sui, scusa signor Doveva proprio Ruvolo. occuparmi il bagno nostro? Ma Scusa. per cosa proteste io? Qual è il motivo della sua protesta? sì. Me? Meno tasse per tutti? No, pitasse Pitasse per Pitasse per tutti? Che protesta sei? Che protesta sei a Poi, pitasse scusa un per attimo, tutti? signor Ruvolo, ora che siamo sul satellite, ne vede in giro per tutto il mondo. Parla Scrivere, italiano. scusa, bisogna Ignoranti. farsi capire, bisogna scrivere almeno in italiano. Lo scrivo in Pitasse per italiano. tutti. Pitasse per tutti, non sta né in cielo né in terra. Non una sta roba del neanche genere. bene, va, dai. Lei non è fatto per la politica. Cosa si deve scrivere adesso? Devo fare la traduzione Cosa sta simultanea. Ma poi guarda il bagno nostro, tutto quanto le scarabocchiate i muri. ma- Ignoranti. che robe. E ora? Cosa ha si scritto? legge, Non si non si legge legge. niente. Più tazze per tutti. Più Beh, tazze? sì, è giusto, scusa. Tazze, Più tazze. nel senso decessi. Vabbè, Tazze sarei per- d'accordo visto che sono 3 giorni che aspettiamo, ne Vabbè, aspettiamo comunque una. se va il bene. Ruvolo- meglio. Scusate, scusa, Sì. sono ispirato adesso. Sì, va bene. Devo creare adesso. Vedi, devi Vabbè, va. Togliamo subito il collegamento. Ma Anche perché tosi il tempo. È un'altra visita importante. Esatto. qual è? Col nostro maestro. È la vostra- L'appuntamento corso. qual è? Deconi, succoni. Perché te me parli no? Perché lì non lo so. Vai con i succoni. Succoni, vai. Ma che stacchetto Perché romantico. Succoni? Perché Deve essere Succoni? Succon anche al nostro regista, perché Succoni si scrive con l'accento sulla O. Un anno siamo davanti, mentre No, l'accento. Succoni, Sì. Succoni così. Succoni, cosa vuol dire succoni? Allora, sì, perché il nostro maestro che da un anno che fa il corso d'evento per eventi e foresti, sto anno femo paisucconi, cioè Paisucco, per gente cui che proprio proprio che non capisco. Che non arriva. E Duri ora, come Succoni. cosa che avevo pensato? E che pensate di fare, invece di fare la grammatica, che ormai abbiamo già fatta, rifatta Sì. e strafatta, di fare invece i proverbi, la spiegazione. Una dei roba proverbi. nuova. E allora? E allora E ora spiega. facciamo subito il primo proverbio. Il proverbio di oggi cosa dice? Sì. A lavarga a testa al molton, se frua l'acqua e anche il saon. Cosa vorrebbe Cosa vuol dire in sintesi, cara Gloria, che tu sei un'esperta? Tanto il molton, cosa sia il molton? Il moltone è un caprone, Un monton, un montone. E di solito ai moltoni non è che se lava a testa, no, cioè non ha perché cosa senso serve? lavare a testa, è Esatto. onto del suo, non ha senso. Per cui cosa vuol dire questo qua? Che si spreca sia l'acqua che il sapone, che non ha che Per cui proprio una persona che se succona
non vai neanche Non a perdere vale il neanche tempo. la esatto. De perdere il tempo. Quindi ricordate il proverbio, a lavare a testa al molton, se frua l'acqua e anche a sau. E su con. Un'altra cosa che non poteva mancare è l'appuntamento con il nostro gioco quotidiano. Allora, quest'anno abbiamo suo aiutarvi e ora aiutarvi in un modo, diciamo, dando il famoso aiutino. Allora, voi dovete sempre indovinare una parola molto semplice, sconosciuta. Non occorre che ti scrivi perché non devi scriverla, devi esprimerla facendo vedere il labiale. Allora, pregherei la nostra camera, la nostra meglio camera, di inquadrare stretta il lavarone della nostra Gloria, la quale accennerà pronuncerà alla parola di oggi, ecco, che di è? oggi. Allora, fai il labiale, qual è? Ma fa tutto normale, tutto compagno. Allora, diamo rifai bene, scusa. Dai. Scandaglia bene. Aspetta che sto aspettando. Non si capisce. Se puoi fare un so di... allora, ha quattro gambe però non sei un animale. Però non sei un animale. Neanche una vacca, non è una bestia, un cavallo. Di solito è di un... Cosa devono fare i nostri telespettatori? Fai vedere il labiale di nuovo. Fai vedere il labiale. Il labiale, si sente tutto. Allora, chi indovina? Cosa devono fare? Devono Gloria? scrivere a a Frego e Venete, via delle Arti 3 36 025 90 Vicentina Vicenza, oppure mandare un fax allo 0444 78 7477 o una email a bronzequerte@bronzequerte.it. Fagliamogli vedere la chiocciola, e questa qui Con la lo nostra bella chiocciola bronzequerte. Tre risposte esatte, agavarete in omaggio la maglietta di Frego e Venete. Ormai se indovinerete ambitissima. che cosa ho detto io. Pensa Allora. che tu ha fatto le repliche. Allora, Veramente? Repliche, sì. ascoltami, un'altra, andiamo, oggi è la prima puntata, siamo un pochettino in corsa, che avremo neanche apposta, modo di recuperare Va bene. altre volte. Un altro appuntamento assolutamente imperdibile nella nostra puntata quotidiana, una novità. Una nuova novità. Una nuova novità. Cioè? I consigli della Gloria. Detti anche sì. problemi zero. Problemi? Zero! Vai con la scimmia. Allora, ne scrive una certa Antonietta da San Giovanni Lupacchione, che mi dice: cara Gloria, messo pena a marità e non so tanto pratica dei lavori di casa, lavoro come commessa all'Ikea da mattina a sera, e quando che arrivo a casa stufare non ho voglia di fare niente, e questo è giusto, e in più me mario e mi ricordi i miei doveri coniugali, cioè la obbliga praticamente. E il problema peso però, per il quale ti mando un consiglio da amica, se